Storica svolta in Ucraina, eletto presidente l'attore televisivo Zelensky che nella serie TV si batteva contro la corruzione. Conflitto nel Donbass e rapporti con Mosca sono i primi nodi da sciogliere. La Croazia viola i diritti umani dei migranti che percorrono la rotta balcanica, la denuncia contenuta in un rapporto di Amnesty International, l'accusa respinta con decisione dal governo di Zagabria. La crisi economica della Grecia, vista da due economisti, visioni contrastanti sulle misure di austerità, hanno impedito la crescita del paese o erano l'unica strada possibile per la ripresa di Atene? Il cinema è uno strumento fondamentale contro il degrado, lo ha detto al Festival di Lecce il regista russo Sakurov, aggiungendo che è essenziale mantenere intatta la cristianità dell'Europa. Capolavori del Rinascimento in mostra nella Biblioteca di Budapest, una tra le più prestigiose dell'epoca, voluta dal re di Ungheria e di Croazia Mattia Corvino. Esposti libri scritti a mano di altissimo valore. L'Ucraina volta pagina e sceglie un comico come presidente. È la prova che tutto è possibile, ha commentato Volodymyr Zelensky. Dopo aver recitato per anni in una serie TV la parte di un insegnante che si ritrova quasi per caso capo dello Stato, l'attore 41enne lo è diventato anche nella realtà. Al ballottaggio ha trionfato oltre il 73% dei voti, nonostante o forse grazie alla sua inesperienza politica. Una sconfitta amara per Petro Poroshenko, il re del cioccolato. 5 anni fa si era impegnato a vendere la sua azienda di dolciumi, una delle tante promesse non mantenute che gli sono costate la rielezione. L'artista Daria Marchenko ha utilizzato 20 kg di suoi prodotti per l'opera che lo ritrae. Face of Corruption, la faccia della corruzione. È un simbolo, ci spiega, delle priorità del governo del business sugli interessi del popolo. Ci ha delusi, siamo come un bambino a cui hanno mostrato una caramella, ma poi hanno dato solo l'involucro. Carte e pallottole, perché l'Ucraina da 5 anni deve vedersela con Vladimir Putin. Face of War, la faccia della guerra, un volto costruito con i proiettili sparati in Donbass nel conflitto con i separatisti, costato già 13.000 morti. Poi c'è la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. Tornerà a Ucraina solo quando ci sarà un cambio di potere a Mosca, prevede Vera Savchenko. Ma intanto i nostri governanti dovranno riacquistare l'autorevolezza persa con operazioni come la finta uccisione del giornalista Babchenko o l'arresto di mia sorella. Il riferimento è a Nadia Savchenko, l'ex Top Gun finita in carcere prima in Russia come prigioniera di guerra e poi in patria come aspirante terrorista. Lei però si è sempre detta innocente e per molti resta un'eroina nazionale. Pronta alla riscossa, dopo che scaduti i termini della custodia cautelare, è tornata in Parlamento. Anche la dottoressa Olga Bogomolets si è sentita tradita e ha abbandonato per protesta il suo posto di consigliere del presidente dopo l'approvazione di un'iniqua riforma del sistema sanitario. Le vostre speranze, le chiedo, si sono concretizzate? No, risponde, non hanno esaudito le aspettative di quella che noi abbiamo chiamato la rivoluzione della dignità. Il popolo voleva migliorare le proprie condizioni di vita, chiedeva per i propri figli un paese più giusto e più onesto, e invece decine di migliaia di persone, deluse o in difficoltà, hanno preferito o hanno dovuto emigrare. Durante la rivolta del Maidan, più di 100 manifestanti uccisi in pochi giorni, Olga era in prima linea a salvare vite. Fu lei, durante una telefonata con il ministro degli esteri estone, a denunciare la presenza di cecchini professionisti che sparavano su agenti manifestanti. Fu un massacro in una piazza nel cuore dell'Europa e nessuno, fa notare, sa ancora con certezza chi davvero lo cominciò. Uno di quei colpi ferì gravemente Olesya Zhukovskaya, infermiera volontaria. Mi trovavo proprio in questo punto, ricorda, quando un proiettile mi perforò il collo, entrò da una parte e uscì dall'altra. In quel momento vidi il sangue sgorgare a fiotti. Pensai che fossero gli ultimi attimi della mia vita. Sto morendo, scrisse su Twitter, prima di essere soccorsa e portata in ospedale. E lì, attaccata a un respiratore, riuscirono a curarla. Salva per miracolo come un'altra protagonista di quel drammatico inverno tra il 2013 e il 2014. Tetiana Chornovol, la giornalista investigativa sopravvissuta a un tentato omicidio per aver denunciato per prima le ruberie del deposto presidente filorusso Yanukovych. Tetiana sottolinea con preoccupazione i legami tra il neopresidente e l'oligarca Igor Kolomoisky, proprietario del canale TV che manda in onda gli show di Zelensky, da 3 anni è in esilio tra Svizzera e Israele perché è accusato di aver sottratto $5,5 miliardi alla Privatbank, istituto di credito poi nazionalizzato.
Molti hanno votato Zelensky per combattere la corruzione, ma dietro di lui, sostiene, c'è il protagonista del più grande scandalo del dopo Maidan. Nonostante le promesse, il timore è che siano cambiate le facce ma non il sistema. Il marito di Tetiana, partito volontario, è stato ucciso al fronte. La guerra, una tragedia che costringerà l'ex comico, ora presidente, a fare sul serio. Smettetela di violentare il paese, implorava Yulia, attivista Femen fuori dal seggio, perché, come aveva scritto sul seno, Zelensky è stato votato a scatola chiusa, un pacco a sorpresa, e nessuno sa bene cosa farà davvero. All people don't know. La rotta balcanica, il passaggio di migranti da paesi in guerra o sottosviluppati attraverso la Serbia e la Bosnia e poi la Croazia e la Slovenia che tentano di arrivare in Germania o in Italia. Nei campi di Bihać e Velika Kladuša, nella Bosnia nord-orientale, sono concentrati migliaia di migranti e profughi. La maggioranza di queste persone, nel tentativo di entrare in Unione Europea, è già stata fermata e respinta dalla polizia croata. Amnesty International in un rapporto ha accusato le autorità di Zagabria di essere estremamente violente nei confronti dei migranti. Massimo Moratti, responsabile per la ricerca dell'Ufficio Europeo dell'Organizzazione, evidenzia 3 comportamenti della polizia croata che non rispettano i diritti umani. Primo è stato non fornire loro la possibilità di richiedere asilo e quindi le persone vengono prese e riaccompagnate in Bosnia e Herzegovina senza alcuna possibilità di chiedere asilo. Secondo, le espulsioni collettive, persone vengono raggruppate senza dar loro la possibilità di chiedere asilo, senza chiedere quella sia la loro situazione individuale, vengono riportate subito in Bosnia. E terzo, più grave, sono i pestaggi, gli atti di trattamento disumano e le torture che vengono fatte nei confronti dei migranti. Abbiamo pestaggi con bastoni, spray urticante, persone che sono state fatte camminare scalze nella neve per diversi chilometri, e quindi sono episodi estremamente gravi. Izvješće i moram konstatirati odmah na početku da nije to prvi put da se takve ocjene. Accuse che il ministro dell'interno croato Davor Bosinovic dagli schermi della TV pubblica e con una lettera a Amnesty ha smentito con decisione. Secondo Bosinovic, la polizia croata controlla i confini nel pieno rispetto delle leggi nazionali e internazionali e le verifiche finora effettuate non hanno dimostrato abusi, violenze o respingimenti illeciti. Ma quali sono i dati raccolti da Amnesty International? Quello che abbiamo constatato come Amnesty International nelle 2 missioni che sono stati presenti sono state circa 90 persone che abbiamo intervistato, tutti avevano cercato di passare il confine almeno una volta e tutti erano stati respinti almeno una volta. Di questi un terzo avevano subito delle violenze. Il ministro Bosinovic ha ribattuto affermando che i migranti rilasciano accuse false contro i poliziotti nella speranza che queste possano in qualche modo essere loro d'aiuto nell'entrare in Croazia. Non c'è un mandato europeo in questo senso, la Croazia in questo momento sta cercando di entrare nella zona Schengen e quindi ha ricevuto dei finanziamenti e del supporto da parte dell'Unione Europea. Poi come la Croazia abbia interpretato il suo ruolo in questo contesto è una domanda che varrebbe bene farsela, perché comunque la normativa Schengen prevede principalmente il rispetto dei diritti umani anche nelle operazioni di controllo dei confini. Agli altri stati però fa comodo che sia la Croazia a fare il lavoro sporco. Il comportamento degli altri governi non è a livello di quelli della Croazia, però abbiamo notato che ci sono stati dei respingimenti a catena anche dall'Italia, concordati con la Slovenia e con la Croazia, una sorta di sincronia tra le forze di polizia che hanno trasportato queste persone direttamente in Croazia. Non è una prassi costante, non è sistematica, ma purtroppo questi episodi sono avvenuti. L'organizzazione umanitaria Border Violence Monitoring ha piazzato lungo il confine croato-bosniaco delle telecamere nascoste che hanno documentato le espulsioni collettive dei migranti. Secondo Amnesty, i governi europei stanno rafforzando il controllo dei confini, non rispettando però il diritto internazionale sulla protezione dei richiedenti asilo. Ottobre
Ottobre 2009 il neoeletto primo ministro Yorgos Papandreou annuncia: i conti sono stati truccati, il paese è alle prese con un debito enorme e il deficit è molto più alto di quello ufficiale. È l'inizio di una delle crisi più gravi per la Grecia e per l'Europa. Da allora le istituzioni europee e il Fondo Monetario Internazionale hanno concesso oltre 300 miliardi di aiuti in cambio di un piano di austerità, riforme strutturali, tagli a pensioni e salari, aumento delle tasse, con ripercussioni pesantissime sulla popolazione. Tagli molto severi, per esempio, ci sono stati nella sanità e quindi ci sono questi dati molto preoccupanti sulla percentuale di gente che ha rinunciato alle cure, sulle difficoltà appunto nel far fronte a situazioni di malattia. Quello è stato un ambito particolarmente forte. La pubblica amministrazione è stata molto scarnita e poi i tagli sull'istruzione. 10 anni dopo e a quasi un anno dall'uscita della Grecia dall'ultimo piano di salvataggio, il paese inizia a dare segnali di ripresa. Il Fondo Monetario Internazionale stima per il 2019 una crescita intorno al 2%, ma la situazione resta difficile, con un tasso di disoccupazione del 18% e un debito pesantissimo. E gli economisti continuano a dividersi. L'austerità era davvero l'unica strada. Molti stati europei, Italia per esempio inclusa, erano in grandi difficoltà ed era politicamente molto difficile per la Troika, per i governi nazionali dei paesi europei trovare le risorse per aiutare un altro paese in difficoltà quando in casa propria c'era la disoccupazione che montava, le imprese che chiudevano, le banche in difficoltà. L'alternativa sarebbe stato guardare ad un periodo molto più lungo e quindi, come dire, aggiustare i conti da un lato ma sostenere e sviluppare l'economia dall'altro. Quando si taglia così tanto, si taglia sugli investimenti pubblici, si riducono gli investimenti delle imprese, si taglia su spese come quelle per salute e istruzione che nel lungo periodo fanno stare bene e fanno lavorare di più le persone e quindi l'austerità si avvita su se stessa. Il paese continua a fare i conti con un'economia debole e con la fragilità del sistema bancario. Il sistema bancario aveva subito una serie di colpi, come dire, durante la crisi, perché ovviamente quando un'economia si contrae nella maniera della Grecia, le imprese, le famiglie non ripagano i propri debiti nei confronti delle banche, le banche sono in grandi difficoltà. A questo si aggiunge che quando la Grecia fece quel famoso referendum in cui sembrava che stesse per uscire dall'euro, in quel momento chi poteva, persone ovviamente più facoltose, hanno portato all'estero i propri risparmi, quindi i depositi presso le banche greche sono scesi notevolmente. Su un punto però sono tutti d'accordo: il caso Grecia ha trovato l'Europa impreparata e ha aperto nuovi scenari. Quello è stato un caso di specie che in parte dell'opinione pubblica europea nel suo insieme ha fatto sorgere la domanda: ma se l'Unione non è in grado di sostenere il benessere di tutti i suoi cittadini, non è in grado di includere tutti i suoi cittadini, allora a che serve? Questo è il grande interrogativo dell'oggi. Ci sono stati cambiamenti importanti. Per esempio si è creato proprio come lezione dell'esperienza greca il cosiddetto fondo salva stati europeo, che ora potrà operare in caso ci fosse una nuova Grecia, erogando crediti in maniera agevolata per evitare il ripetersi di crisi del genere. Quindi io credo che sia stato fatto molto perché in caso ci fosse una nuova crisi del genere si sia più preparati. Un film che è la metafora dell'Europa contemporanea, sconvolta da sovranismi integralisti di cui le vittime predestinate sono i diversi, gli altri, come il piccolo Rom protagonista di Genesis, lungometraggio del regista ungherese Arpad Bogdan, presentato all'ultimo Festival del Cinema Europeo di Lecce e vincitore del prestigioso premio Cineuropa. La storia di un giovane nomade la cui famiglia viene sterminata durante un attacco xenofobo di militanti neonazisti, uno dei quali difeso in tribunale da un'avvocatessa in bilico tra obbligo di tutela e senso di giustizia.
Un film inserito nel concorso ufficiale della 20ª edizione di una rassegna che da sempre dirige il proprio periscopio sulla realtà cinematografica del vecchio continente, un luogo definito dagli autori protetto, con registi che si interessano alla realtà e si preoccupano di documentarne i gravi problemi che la caratterizzano, mettendo il pubblico in condizione di venirne a conoscenza, come nel caso del film vincitore dell'Ulivo d'Oro, Oray, del regista tedesco ma di origini turche Mehmet Akif Buyukatalay, ritratto spietato di una comunità islamica in Germania, vista con occhi e prospettive diverse di una coppia in crisi, tra rigurgiti di integralismi e fanatismi religiosi, al cospetto del senso di solitudine che attanaglia i due protagonisti. Insomma, un'Europa tra luce e ombre, che però non lascia spazio alla disgregazione culturale. Il nostro vecchio continente è scosso da conflitti, però c'è una volontà di parlarsi, c'è una capacità di concertazione e forse passo dopo passo alcuni dei problemi possono essere risolti proprio attraverso il cinema, perché il cinema ti costringe per 90-100 minuti a vedere il mondo con gli occhi di un altro. Nel Salento il protagonista per eccellenza scelto per testimoniare la possenza e la forza del cinema europeo è stato senza dubbio il regista russo Alexander Sakurov, insignito di prestigiosi premi nei festival di tutto il mondo e geniale autore a partire dalla seconda metà degli anni 90 della famosa tetralogia del potere, ovvero Toro, Moloch, Il Sole e soprattutto Faust, film vincitore nel 2011 del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. A Sakurov il Festival di Lecce ha dedicato un'intera giornata con una follatissima masterclass in cui il regista russo ha ripercorso canoni e stilemi della sua filmografia, portando con sé un capolavoro della settima arte, Arca russa, pellicola del 2002 girata interamente con la tecnica di un unico piano sequenza per raccontare 300 anni di storia del suo paese attraverso corridoi e saloni del Museo Hermitage di San Pietroburgo. Certo, l'Europa rischia la distruzione a causa dei populismi e dei sovranismi, ma i governi devono capire che per salvarsi occorre mantenere integra la propria identità cristiana come punto di partenza dell'essenza antropologica del continente. Culturalmente l'Europa deve imporsi come unicum politico e religioso, ma le differenze ci sono e quindi devono convivere, devono potersi esprimere egualmente in tutte le proprie forme, rispettando però i canoni culturali dei singoli Stati membri. Per chi viene in Italia, ad esempio, non si può prescindere dal rispetto del vostro patrimonio artistico e culturale, un unicum di esperienze e di storia che non ha paragoni in nessun altro posto del mondo. Una delle biblioteche più prestigiose in epoca rinascimentale si trovava in Ungheria, per la precisione a Buda, nel lato occidentale rispetto al Danubio dove sorge l'odierna Budapest. Una mostra che ha raccolto 50 capolavori dell'epoca si è tenuta al castello della capitale ungherese. Il merito dell'ottima fama di cui godeva la biblioteca era di una persona in particolare, il re magiaro del tempo, Mattia Corvino, da cui ha preso il nome la stessa biblioteca corviniana. Il re Mattia prese ad esempio lo spirito umanista che si respirava nella penisola italiana e fu portato dalla sua stessa consorte Beatrice d'Aragona, napoletana di nascita, e dall'umanista parmense Taddeo Goleto. La mostra è stata curata da Edina Jupan. A quel tempo era consuetudine in Italia affiancare una biblioteca rappresentativa ad una corte, per esempio questo accadeva a Ferrara, Firenze o Napoli. Lì c'era la biblioteca aragonese. La regina Beatrice ha portato questa tradizione in Ungheria e la biblioteca nasce intorno al 1480. Allora la raccolta di libri, tutti scritti a mano, la stampa non era ancora stata inventata, era enorme. Si parla di 2000 volumi, ma la maggior parte di loro è andata persa o distrutta quando gli ottomani invasero la città nel 1526. Ne rimangono oggi solo 200 di libri, il loro valore è paragonabile a quello di un quadro di alto livello.
È difficile stabilire una cifra precisa, ma un valore medio per ogni singolo pezzo è di 8 milioni di euro. Ma come si riconosce un libro corvino da uno che non lo è? Ci sono due specificità. Una riguarda la rilegatura, ce ne sono di due tipi per i corvini, uno in velluto, un altro in pelle dorata. L'altra particolarità è la presenza dello stemma di Re Mattia. Uno stemma che si riconosce dalla presenza di un corvo, animale a cui è stata associata la monarchia ungherese del XV secolo. La storia, con la S maiuscola, torna a far capolino più avanti nell'Odissea dei libri della biblioteca corvina, che in gran quantità erano finiti appunto in mani turche. Nel 1869 il sultano Abdulaziz restituì dei volumi all'imperatore Francesco Giuseppe, ma ci fu un'altra occasione ancora più politica. Nel 1877 il sultano consegnò 35 codici ungheresi alla gioventù universitaria dell'Ungheria perché questa associazione protestò nelle strade a favore della Turchia. Era quello il primo anno della guerra russo-turca, che finì con la sconfitta ottomana e l'espansione dell'impero asburgico, nel quale la componente ungherese reclamava sempre più autodeterminazione e affrancamento dall'Austria. La mostra si è chiusa con 25.000 visitatori stimati. L'affluenza ha soddisfatto gli organizzatori.